Ciao a tutti e bentornati al premio Giorgione Prunola. Allora, nel video di ieri vi abbiamo detto che i racconti finalisti, o meglio i finalisti della sezione racconti, sarebbero stati annunciati venerdì. E invece li annunciamo adesso perché siamo in anticipo sul ritardo del posticipo. Ragazzi, c'è il coronavirus, anche noi ci capiamo filà. Abbiamo pensato che avete aspettato tanto, finalmente avevamo i nomi, anziché aspettare venerdì per la conferenza stampa, alla quale vi rimandiamo appunto venerdì mattina, li annunciamo adesso. Ci sono arrivate tante mail, tante richieste ed eccoci qua. Allora, siamo sempre all'interno della Torre Civica di Castelfranco Veneto, che al momento è chiusa al pubblico e che è un po' la nostra sede non ufficiale, mettiamola così, e per questo ringraziamo l'Associazione Palio di Castelfranco Veneto. Andiamo a vedere la lista dei finalisti, sezione racconti inediti, premio Giorgione Prunola 2020. Allora, partiamo con Francesco Mazzucco, Viaggio di ritorno. Poi Marco Marini, Spotted, ovvero l'amore ai tempi di Facebook. Continuiamo con Veronica De Gregorio, 200 kg invisibili. Elisa Marchinetti, quell'odore di latte. Lorena Casadei, cammina leggera. Manuela Corsino, con animali notturni. Verdiana Maggiorelli, con cerco asilo. Samuele Bovini, con più veloce dell'inverno. Alberto Favaro, con ideogrammi. E per finire, l'ultima di 10 finalisti, ultima non certo per importanza, Sara Galeotti con Tutta sua madre. Allora, questi sono i nomi degli autori e i titoli dei racconti che sono in finale al premio. Anche i racconti verranno esposti nella mostra che partirà, se non ci sono altri intoppi, sabato della settimana prossima all'interno della Torre Civica di Castelfranco. Quindi i finalisti, quando verranno a Castelfranco, avranno modo di trovare le loro opere esposte. Bene, più tardi, oggi o domani, metteremo un post su Facebook e naturalmente sul sito internet con la lista completa di tutti i finalisti, e per tutte le altre novità ci vediamo venerdì. Vi ricordiamo che la serata finale è prevista per il 28 marzo qui a Castelfranco Veneto. Con questo vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.